Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei un tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino della nostra squadra. Siamo tornati con un altro aggiornamento scottante. Di quelli che fanno battere forte il cuore e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è quello di portare le notizie più recenti e rilevanti, con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia il tuo like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grande si sta preparando dietro le quinte del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo le informazioni divulgate dall'esperto Nicolò Schira, il Napoli sta per rinnovare il contratto di Antonio Vergara, centrocampista nato nel 2003 e cresciuto nelle giovanili del club. Questa decisione segna una forte dichiarazione da parte della dirigenza napoletana. I giovani talenti cresciuti in casa non sono in vendita. Negli ultimi mesi, diversi club della Serie A hanno cercato di negoziare l'ingaggio di Vergara. Ma tutte le offerte sono state respinte, dimostrando la fiducia di Antonio Conte nel potenziale del giocatore. Vergara ha brillato nella scorsa stagione giocando in prestito alla Reggiana, attirando l'attenzione dei talent scout e affermandosi come uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Per Conte, Vergara rappresenta il profilo ideale, giovane, allenabile e con margini di crescita, oltre a portare nel DNA il Napoli. Questo rinnovo non è solo una questione tecnica, ma anche simbolica, che rafforza l'identità del club in un momento in cui il calcio spesso si arrende a trattative rapide e guadagni di capitale. E ora, tifosi del Napoli, vogliamo sentire la vostra opinione. Pensate che Vergara meriti più spazio nella rosa principale e possa diventare un simbolo della nuova era guidata da Conte? Lasciate la vostra opinione qui nei commenti e, se vi è piaciuto questo aggiornamento, sostenete il nostro lavoro lasciando un super grazie per continuare a portare le notizie più calde del nostro amato club.